Era un tragitto che conosceva molto bene, come conosceva altrettanto bene il suo lavoro di autotrasportatore. Eppure questa mattina a tradire Giovanni Fabris, 61 anni, lungo quella strada percorsa più volte, sarebbe stato, secondo le forze dell'ordine, probabilmente un colpo di sonno. Il camionista, originario di San Donà ma residente ad Eraclea, era un artigiano che lavorava in proprio, anche se da qualche anno collaborava stabilmente con la TCA Trasporti di Mira. Con il suo tir Fabris caricava le cisterne di carburante per poi distribuirlo nelle stazioni di servizio sparse in tutto il nord-est. Questa mattina, come tante altre mattine, il 61enne aveva fatto il suo carico a Marghera per poi partire verso Monfalcone dove era diretto. Lungo la strada provinciale 463, a pochi chilometri dalla rotonda di Dignano, il tragico appuntamento con il destino. Forse un colpo di sonno ha fatto perdere a Giovanni Fabris il controllo del proprio mezzo, che è uscito di strada e si è ribaltato. Per il camionista non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno chiuso la strada per consentire alle 7 squadre dei vigili del fuoco di rimuovere il carburante che era parzialmente fuoriuscito dall'autobotte, evitando che il liquido, sparso sull'asfalto, si incendiasse. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i sanitari del SUEM che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Fabris. La notizia è subito arrivata a Mira, nella ditta con la quale l'uomo collaborava. Forte il dolore tra i colleghi che ricordano Fabris come una persona disponibile, molto professionale, un amico che mancherà a tutti. Giovanni Fabris lascia la moglie e una figlia.